Ecco la situazione meteorologica. Il dominio del promontorio subtropicale in quota alle ore contate. Nei prossimi giorni una saccatura di origine nord-atlantica si farà strada sull'Italia con temporali di forte intensità attesi anche sulla nostra regione. Il fine settimana vedrà il ritorno a tempo più soleggiato con clima decisamente meno afoso. Nel pomeriggio nuvolosità persistente su tutta la regione, ma poche probabilità di precipitazioni. Venti in graduale rinforzo dei quadranti meridionali, vento marino teso nell'interno savonese, mare poco mosso con moto ondoso in aumento fino a mosso in serata. Temperature massime in leggero calo entro i 29 gradi. Per domani, giovedì 20 agosto, i previsori della Limete si attendono tempo instabile con cielo nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, su gran parte della regione, possibili rovesci inizialmente sull'Imperiese e poi anche a carattere temporalesco sul centro e Levante. Venti moderati o tesi dai quadranti meridionali con mare mosso, a tratti molto mosso, le temperature saranno in leggero calo.